Oggi vi porto a vedere un luogo tanto bello quanto triste. Siamo infatti al Sacrario Militare di Re di Puglia. Re di Puglia è un cimitero monumentale militare, è il più grande d'Italia e uno dei più grandi del mondo. Vi sono seppelliti più di 100.000 militari italiani. Adesso mi trovo nel Parco della Rimembranza, il colle che sta davanti al Sacrario Militare di Re di Puglia, dove sono esposte tombe militari e mezzi, principalmente cannoni, utilizzati durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono anche alcune trincee conservate ancora nel loro stato originale. Da qui provengono molti dei cadaveri presenti nel Sacrario. Re di Puglia è stata costruita sotto il fascismo. I lavori sono iniziati nel 1935 e sono durati più di 3 anni. Ed è stato inaugurato alla presenza di Mussolini e oltre 50.000 veterani italiani. Mussolini la teneva in gran conto, tanto che fece costruire la stazione dei treni di Re di Puglia appositamente perché la gente potesse venire a visitarlo. Il duca d'Aosta, morto nel 1931, quindi prima della realizzazione del Sacrario, espresse la sua volontà di essere qui seppellito e la sua tomba è un monolito di 75 tonnellate di porfido. Alle sue spalle, disposte su 22 gradoni, vi sono oltre 30.000 tombe di soldati noti. Su ognuna di esse è presente la scritta presente, in quanto nello squadrismo, quando un camerata moriva, veniva fatto un appello in cui i presenti si inginocchiavano e gridavano presente per ognuna delle persone morte. Nell'ultimo gradone, in fondo ai lati della cappella votiva, ci sono 2 tombe in cui riposano i 60.000 soldati ignoti. Sulla sommità del Sacrario ci sono i resti di una colonna romana rinvenuta ad Aquileia, in memoria di tutti i caduti di tutte le guerre, e senza distinzione di tempo o fortune. L'unica donna seppellita nel Sacrario è una croce rossina di 21 anni. La sua tomba è riconoscibile perché si trova in prima fila e vi è scolpita una croce. Come tutte le costruzioni del fascismo, il Sacrario di Re di Puglia è imponente, ma allo stesso tempo molto semplice, molto pulito. Vale sicuramente la pena di visitarlo almeno una volta. Sembrerà una cosa stupida, ma ogni tanto ci dimentichiamo di quanti sono morti per guerre stupide e inutili. Questa volta non vi chiederò se vi è piaciuto il video, perché non siamo qui per questo oggi. Oggi voglio portarvi a rendere omaggio a quelli che hanno combattuto per la patria.